Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ben trovati all'ultima puntata settimanale di Autodafè. Quest'oggi non potrà essere con noi per un impegno in un convegno a Salerno il professor Fabrizio Pezzani, ma vorrei proporvi in questa mezz'ora tre argomenti di carattere tendenzialmente relativo alla politica estera, ma che hanno importanti riflessi anche sulla nostra questione domestica, sulla politica interna e che si collegano con questioni che abbiamo anche trattato questa settimana. Il primo degli articoli che vorrei proporvi, mentre questa mattina l'agenzia ANSA si occupa, vedo in apertura, di una, credo, non notizia, un'email del Pentagono che ipotizza la sospensione della Spagna dalla NATO, giustamente replica il premier spagnolo, valgono solo gli atti formali. Il bla bla bla, insomma, mentre la cosa di cui parlavamo l'altro giorno, interessante, ovvero il manifesto della società tecnologica Palantir, che è un manifesto tutto politico oltre che tecnologico, intelligenza artificiale, la difesa soprattutto, e la cosa interessante è che questi discorsi sull'intelligenza artificiale fatti da una delle principali aziende al mondo di tecnologia, appunto Palantir di Peter Thiel, condensati in un libro che è stato pubblicato anche in Italia, appunto, questi discorsi, dicevo, sono relativi al settore della difesa e vi ricorderete che in uno dei punti preconizzati, previsti, auspicati nel manifesto della società Palantir, giusto appunto, c'è il fatto che bisogna riarmare, bisogna che si riarmino il Giappone e la Germania, cioè il vecchio asse del Novecento, seconda guerra mondiale, ve lo ricordate tutti quale asse fosse quello lì. Adesso i concetti di nazismo, comunismo, totalitarismo sono tecnologicamente impastati, reimpastati e riproposti, però diciamo che la radice comune totalitaristica si mantiene bella che viva, bella pulsante. Nel frattempo c'è questa notizia molto interessante che viene commentata da Roberto Vivaldelli su Inside Over. Inside Over è una testata online che facilmente potete trovare cercandola, se non la conoscete appunto come Inside Over, tutta una parola sola. Ecco, Roberto Vivaldelli si occupa in un recente articolo su Inside Over della questione preconizzata, auspicata da Palantir e da coloro che vedono il prossimo futuro in termini tecno-militari, diciamo così, ovvero il riarmo della Germania. La Germania per conto suo si sta riarmando e ha intenzione di riarmarsi già di per sé, diciamo così, è in perfetta linea dunque con gli auspici di coloro che governeranno la tecnologia, la politica, l'economia nel futuro. Pistorius, il ministro della difesa della Repubblica Federale Tedesca, Boris Pistorius, ha presentato la nuova strategia militare tedesca. In poche parole, Berlino, la Germania, si prepara alla guerra con la Russia. La questioncella riguarda un pochino anche l'Europa, quindi anche noi, tutto sommato. Mi pare di poter dire. La Germania sta varando una dottrina militare per rendere la Bundeswehr, le forze armate tedesche, l'esercito più potente di tutta Europa. Così su Inside Over Roberto Vivaldelli ci accompagna nell'analisi di questa strategia militare complessiva della Germania. Per la prima volta nella storia della Bundeswehr, la Repubblica Federale Tedesca ha elaborato appunto una dottrina militare complessiva. Il ministro della Difesa, Boris Pistorius, del Partito Socialdemocratico, l'SPD, ha presentato una strategia che segna una vera cesura per la politica di sicurezza tedesca e inevitabilmente per gli equilibri europei. Ha dichiarato il ministro Pistorius davanti alla stampa tedesca: vogliamo sviluppare la Bundeswehr, cioè le forze armate tedesche, fino a renderla l'esercito convenzionalmente più potente d'Europa. Qualcuno alzerà le orecchie, qualcuno che si ricorda appunto la storia del Novecento, alzerà le orecchie davanti al fatto che l'esercito tedesco debba essere il più potente d'Europa. È un'affermazione che suona peraltro, scrive Vivaldelli su Inside Over, come un programma della Germania per i prossimi decenni, in risposta a un mondo che il ministro Pistorius ha definito sempre più imprevedibile e pericoloso. La strategia tedesca militare si articola in tre orizzonti temporali ben definiti. Entro il 2029 l'obiettivo è aumentare rapidamente la capacità di resistenza e di difesa. Entro il 2035
L'esercito tedesco, le forze armate, la Bundeswehr, dovrà consolidare il proprio ruolo di guida in Europa. Infine la fase 2039 e oltre, che si concentrerà sulle capacità del dopodomani, e qui entra in campo di nuovo l'intelligenza artificiale, i sistemi d'arma automatizzati, appunto l'intelligenza artificiale, droni intercettori, difesa dai missili ipersonici. Il tallone d'Achille di questo piano, secondo Roberto Vivaldelli su Inside Over, è però la manodopera, la carne umana, insomma la materia prima, i militari, i soldati. L'obiettivo è raggiungere 460.000 soldati in caso di conflitto, di cui 260.000 in servizio attivo. Attualmente in servizio attivo la Bundeswehr conta circa 185.400 effettivi. Servono dunque almeno 75.000 nuove reclute, 500.000 circa in caso di conflitto e 260.000 in servizio attivo permanente. Il Ministero della Difesa tedesco ha registrato nel 2025, che si è appena concluso, un record di assunzioni, circa 25.000, ma ci sono dubbi sulla sostenibilità del modello volontario. Dunque, se il modello volontario non regge, ha detto il ministro tedesco della Difesa Pistorius, se i numeri non bastassero, valuteremo una leva obbligatoria su base necessaria. Paragone con la Finlandia ha fatto il ministro tedesco. Helsinki, la Finlandia, che non ha mai abolito la leva, potrebbe mobilitare 280.000 riservisti in pochi giorni su una popolazione di soli 5 milioni e mezzo di abitanti. Tuttavia, questo massiccio sforzo bellico, militare, per il momento militare, ma per preparare la guerra, in sostanza per prepararsi alla guerra, mettiamola così ancora più neutralmente, questo massiccio piano militare ha bisogno di una giustificazione, cioè di un nemico. E chi è il nemico? Per la Germania di Merz e per tutto l'establishment tedesco, la Russia. Come ha sottolineato il ministro della difesa, Pistorius, la Russia impiega anche in modo selettivo mezzi ibridi che non sono più marginali. Quali sono questi mezzi? Spionaggio, atti di sabotaggio, attacchi informatici e campagne di disinformazione. Curioso che si parli di sabotaggi, osserva Roberto Vivaldelli su Inside Over, proprio mentre i magistrati tedeschi stanno indagando su quello che potrebbe essere il più grave atto di sabotaggio della recente storia europea. Il gasdotto Mainstream, ve lo ricordate, è un atto di cui, stando alle indagini, non sarebbe responsabile la Russia, il nemico, bensì l'Ucraina, l'amico. Ma di questo Pistorius non parla e afferma che la Russia mira a indebolire la coesione dell'alleanza e a ottenere un disimpegno degli Stati Uniti dall'Europa, l'alleanza atlantica naturalmente. Obiettivo finale, fallimento della NATO, espansione della sfera di influenza russa nel continente. In questo contesto, sottolinea Pistorius, la Russia si sta preparando attraverso il riarmo a uno scontro militare con l'Alleanza Atlantica, con la NATO, e considera l'uso della forza militare uno strumento legittimo per imporre i propri interessi. Questo clima politico, vero, reale, immaginato, propagandistico che sia, evocato dal ministro della difesa, Pistorius, sembra il medesimo descritto da Christopher Clark nel suo libro I sonnambuli, come l'Europa arrivò alla Grande Guerra. In quel saggio storico, Clark descrive i Pistorius di ieri, cioè i politici dell'epoca, siamo appunto all'epoca della Grande Guerra, la prima guerra mondiale nel Novecento, che apparivano come dei sonnambuli, quei politici, apparentemente vigili, ma non capaci di vedere e ciechi di fronte alla realtà dell'orrore che stava per arrivare nel mondo e che stavano per portare nel mondo. Perché non è che l'orrore arriva da solo, ce lo portano gli uomini. Una postura bellicista testimoniata anche dalla notizia su cui poi il ministro Pistorius ha fatto una mezza retromarcia, secondo cui dal 1° gennaio di quest'anno tutti coloro che sono in età di leva in Germania tra i 17 e i 45 anni devono avere un'autorizzazione del centro carriere della Bundeswehr, cioè dell'esercito, per soggiorni all'estero superiori a 3 mesi. In ogni caso, per sopperire al deficit demografico che tocca anche la Repubblica Federale Tedesca, la nuova strategia punta sulla riserva, i riservisti.
militari, che dovrà crescere fino a 200.000 unità e diventare una cerniera tra società civile e forze armate. Il presidente dell'Associazione dei riservisti, Bastian Ernst, ha già proposto di alzare l'età massima dei riservisti a 70 anni, cioè fino a 70 anni ti posso richiamare nell'esercito, per non disperdere il capitale di esperienza professionale. Una soluzione che evidenzia quanto il cambiamento demografico stia incidendo sulla pianificazione anche militare in Germania. Accanto alle difficoltà di reclutamento, poi c'è un altro problema, conclude su Inside Over Roberto Vivaldelli. Il problema è l'opacità crescente sulla spesa per gli armamenti. Grazie alla riforma del freno al debito pubblico e ai fondi speciali, la Germania spenderà 108 miliardi di euro quest'anno, destinati a salire a 153 nei prossimi anni. Eppure il 20° rapporto sugli armamenti del 2025 non è stato pubblicato. Le informazioni sui progetti, ritardi e costi sono state classificate come riservate in base alla nuova normativa sulla segretezza. E a una domanda della Berliner Zeitung, il Ministero della Difesa ha risposto che la misura è necessaria per preservare la sicurezza militare. Insomma, la Germania si riarma, saranno felici quelli di Palantir, quelli che prospettano il futuro bellico, tecnologico, politico, diciamo così, del mondo. Mentre a proposito di guerra e di fronti di guerra, vi segnalo su un'altra testata interessante da tener d'occhio, GatestonInstitute.org, un articolo di Khaled Abu Tuameh sulla leadership in Iran, Gaza e a Beirut e su cosa vogliono le leadership di Iran, Gaza e Beirut, cioè gli sciiti. Khaled Abu Tuameh è un giornalista, conferenziere, regista di documentari arabo-israeliano. Scrive per il Jerusalem Post e appunto per il Gatestone Institute. Questo suo articolo è del 20 aprile scorso, di qualche giorno fa, e si occupa appunto di cercare di capire, di spiegare, di raccontare qual è la mentalità da arabo-israeliano, lui la conosce molto bene, di coloro che guidano l'Iran, Hamas e Hezbollah, cioè il tutt'uno con cui Israele ha a che fare. I negoziati e gli accordi per il cessate il fuoco raggiunti da Trump con queste tre entità, Iran, Hamas e Hezbollah, secondo costoro non sono passi per la pace, cioè Iran, Hamas e Hezbollah non vedono i negoziati come passi verso la pace. Al contrario, Teheran, Gaza e Beirut, o meglio Hezbollah, li considerano come portati degli infedeli che cercano di dire ai musulmani cosa fare. Per loro una situazione del genere è inimmaginabile, inaccettabile e non può essere tollerata, scrive su GatestonInstitute.org, se volete raggiungerlo online, Khaled Abu Toameh. Quindi i negoziati sono una imposizione che gli infedeli cercano di dare ai musulmani. Per gli attuali leader iraniani, chiunque essi siano, se Trump manterrà la sua minaccia di bombardare ponti e centrali elettriche del paese, così sia. Dal punto di vista del regime teocratico iraniano, nulla di tutto questo ha importanza finché il regime sopravvive in qualsiasi forma per poter continuare a condurre la jihad, la guerra santa, contro il suo popolo, i suoi vicini e l'Occidente. Per i governanti dell'Iran, lo stesso vale per Hamas a Gaza, Hezbollah a Beirut, se la struttura di potere del regime sopravvive agli attacchi militari che Trump paventa, niente altro ha importanza, purché i governanti dell'Iran e di Gaza e di Beirut siano in grado di riprendere la loro jihad, cioè la loro guerra santa, per la definitiva sostituzione dell'Occidente con l'Islam. Cioè, ci racconta Khaled Abu Tuameh, questo progetto va inquadrato non secondo le nostre logiche, ma secondo le loro, e le loro logiche sono queste, quelle del jihad, per arrivare a sostituire l'Occidente con l'Islam. Un pezzo di carta, un accordo firmato con gli infedeli sotto la minaccia di una pistola, non è ai loro occhi altro che una fantasia dell'Occidente. Il regime iraniano in questo è perfettamente onesto. Rinunciare alla prospettiva di fare progressi militari o di controllare lo stretto di Hormuz o di conservare l'uranio arricchito e di arricchirne indefinitamente dell'altro, rinunciare a questo è semplicemente intollerabile per la leadership iraniana, per la quale qualsiasi risultato che non sia la distruzione totale della loro intera base di potere rappresenta una vittoria completa. Ecco perché
tutti e tre i regimi, la Repubblica Islamica dell'Iran, Hamas a Gaza e Hezbollah in Libano, devono essere completamente smantellati se si vuole ottenere un cambio reale e duraturo di condotta in Medio Oriente, scrive Khaled Abu Toameh in questo articolo pubblicato il 20 aprile su gatestoneinstitute.org. Il fine ultimo non è semplicemente quello del cessate il fuoco, della trattativa, della pace. Per questi tre regimi, tutti e tre i regimi, Repubblica Islamica dell'Iran, Hamas a Gaza, Hezbollah in Libano, il fine è molto superiore a quello attuale contingente della guerra dello stretto di Hormuz. Quindi ne consegue che, politicamente e militarmente parlando, tutti e tre i regimi vanno smantellati se si vuole ottenere un cambiamento reale di condotta in Medio Oriente. Dopo che Trump ha annunciato l'accordo di cessate il fuoco di 2 settimane espanse poi con l'Iran, molti iraniani sono scesi in piazza a Teheran, hanno celebrato quella che hanno considerato una vittoria. Hanno bruciato bandiere statunitensi e israeliane, hanno intonato slogan anti-americani. I media iraniani hanno presentato l'accordo di cessate il fuoco come vittoria contro gli Stati Uniti e contro Israele. La Repubblica Islamica è ancora in piedi, ha riferito Reza Sayah di France 24 da Teheran. Per l'Iran la sopravvivenza è sempre stata una vittoria. Il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano ha dichiarato in un comunicato che in questo periodo è essenziale mantenere l'unità nazionale e continuare a celebrare la vittoria con vigore. L'ultimo accordo di cessate il fuoco in Libano annunciato da Trump il 16 aprile è stato visto da Hezbollah e dai suoi sostenitori come una vittoria parimenti. Il regime iraniano si è attribuito il merito della tregua di 10 giorni in Libano. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baqai, ha descritto la tregua come una vittoria per l'asse della resistenza guidato dall'Iran. Anche Hamas e gli Houthi in Yemen hanno definito l'accordo di cessate il fuoco vittoria per Hezbollah. Per il regime iraniano e per i suoi alleati, scrive Khaled Abu Toameh su gatestoneinstitute.org, la sopravvivenza equivale alla vittoria. Se non vengono distrutti, se conservano le armi, se restano al potere, possono proclamarsi vincitori e per quanto li riguarda non esistono compromessi. In qualsiasi conflitto, anche grave, se anche solo uno dei loro leader, per quanto etichettato, è ancora in piedi, ciò dimostra che la loro strategia di confronto armato, di rifiuto di cedere, di guerra santa, jihad, funziona. Questa prospettiva è il motivo per cui tutti i cessate il fuoco verranno ripetutamente sfruttati da Iran, Hamas e Hezbollah. I cessate il fuoco sono considerati semplicemente come opportunità. Per far cosa? Per riarmarsi, per riorganizzarsi, prepararsi al prossimo scontro. E rafforzano, tutti i cessate il fuoco, la convinzione che la jihad, la guerra santa e la resistenza portino a risultati. Per gli Stati Uniti, osserva a questo punto l'analista arabo-israeliano, questo dovrebbe essere il segnale d'allarme più chiaro. Negoziati, promesse, accordi di cessate il fuoco, tutti miranti secondo l'intento dell'Occidente a ridurre la violenza, vengono invece interpretati al contrario come una convalida dell'approccio da parte dei jihadisti. La convinzione occidentale che i negoziati e il cessate il fuoco possano evolversi in accordi di pace con Hamas, Hezbollah e il regime iraniano è purtroppo errata. In queste culture gli accordi non hanno un effetto moderatore sulle strutture di potere. Negoziati, minacce e perfino bombardamenti non dissuadono nessuno e non portano al disarmo, al contrario rafforzano la resistenza. Proprio la settimana scorsa Hamas ha respinto nuovamente l'appello di Trump a deporre le armi. Il quotidiano palestinese Al-Quds ha scritto che Hamas ha respinto la richiesta di disarmo 2 giorni dopo la scadenza per rispondere al piano proposto dal direttore del Consiglio per la pace di Trump, Mladenov. Con questo rifiuto il piano, che lega la ricostruzione della striscia di Gaza al disarmo dei gruppi di resistenza palestinesi, è crollato. Infatti, aperta parentesi, a Gaza, che sta succedendo? Chi sta vincendo? Hezbollah ha inoltre ripetutamente respinto gli appelli dell'amministrazione Trump e del governo libanese a rinunciare alle proprie armi e il messaggio insomma è chiaro. Il regime iraniano, Hamas e Hezbollah
non hanno alcuna intenzione di deporre le armi, nessun interesse al compromesso, nessun rispetto per Trump e le sue politiche. Anzi, stanno dicendo a Trump, secondo la mentalità araba, le tue iniziative e i tuoi sforzi sono irrilevanti. Il rifiuto di Hamas e Hezbollah di disarmarsi riflette non solo il loro impegno ideologico per la guerra santa, l'intransigenza dei loro leader si allinea anche all'obiettivo ideologico a lungo termine, che è quello di mantenere un conflitto permanente, in primis con Israele e poi con l'Occidente. Anche se il regime iraniano, scrive Khaled Abu Toameh, non fosse più in grado di continuare a finanziare, armare e guidare i suoi alleati, tutti resteranno impegnati nella lotta armata fino alla vittoria. E vittoria, secondo la loro terminologia, significa prima la distruzione del piccolo Satana, cioè Israele, poi la conquista dei paesi vicini ricchi di petrolio e infine la distruzione dell'Europa e degli Stati Uniti. Quest'ultimo è il grande Satana. Finché il regime iraniano o Hamas o Hezbollah sarà in grado di sopravvivere, niente disarmo, né moderazione, né pace. I ripetuti rifiuti del regime iraniano, di Hamas e di Hezbollah dimostrano il fallimento di qualsiasi politica basata sul dialogo, sugli incentivi, sulla conciliazione. Queste entità terroristiche non interpretano le aperture diplomatiche, le vie di fuga, i cessate il fuoco come segni di buona volontà. Li considerano invece segno di debolezza. E hanno ragione, conclude l'analista arabo-israeliano su gatestoneinstitute.org. È colpa dell'Occidente se si lascia sfruttare. L'Occidente non solo concede a questi leader il tempo di riarmarsi e ricostruire, ma peggio ancora garantisce loro legittimità e basi di potere in tutta Europa e negli Stati Uniti. Nessuno in Occidente chiede loro di fare concessioni realmente sostanziali. Un rispettato analista politico palestinese, Ahmed Fouad Al-Khatib, ha lanciato un avvertimento la scorsa settimana. Un cessate il fuoco che congeli i conflitti in Libano e Iran, come è accaduto nella striscia di Gaza, senza affrontare il rischio catastrofico che Hezbollah, il regime iraniano e Hamas rappresentano per i loro popoli, i paesi vicini e il mondo intero, è una formula collaudata che porta a ulteriori guerre, distruzioni future, stagnazione in Medio Oriente. Rimandare il problema, non riuscire a trasformare i cessate il fuoco in nuovi e trasformativi inizi, getta seri dubbi sulle affermazioni di vittoria totale o sulle grandi proclamazioni di successo e risultati. Conclude Khaled Abu Toameh su gatestoneinstitute.org. Se l'amministrazione Trump intende veramente raggiungere la stabilità e la pace in Medio Oriente, deve innanzitutto comprendere che per le organizzazioni jihadiste negoziati, minacce e cessate il fuoco non sono misure per rafforzare la fiducia, bensì opportunità da sfruttare. Hamas, Hezbollah e il loro alleato iraniano non si muovono verso la pace, preparano il prossimo scontro. Ogni pausa che li lascia intatti rafforza la loro convinzione di essere in vantaggio e finché l'Occidente non comprenderà meglio cosa sia realmente il jihad, la guerra santa e la determinazione inflessibile che lo anima, ogni negoziato, minaccia, cessate il fuoco non farà che alimentare il terrorismo e scatenare la prossima guerra. Questo pezzo, comunque lo vogliate intendere interessante, stimolante, lo trovate su gatestoneinstitute.org. E adesso concludo con un'altra cosetta interessante. Sapete l'Ungheria, no? Orban, il nuovo premier, Peter Magyar, è diverso, è uguale, viene da lui, è cambiata la musica ma non sono cambiati i suonatori, è cambiato il suonatore ma non cambia la musica, insomma tutte le interpretazioni che avete letto in questi giorni. Quel che è certo è che c'è una cosa che continuerà sicuramente, il solidissimo rapporto tra Ungheria e Cina, Repubblica Popolare Cinese. Lo racconta in maniera molto efficace Andrea Ferrario su asianews.it, il sito del Pontificio Istituto per le Missioni Estere. Cosa cambia per Pechino? Poco e niente dopo Orban. La sconfitta elettorale del premier ungherese certamente ha privato la Cina di quello che era Orban, pensate un po', il principale alleato cinese nell'Unione Europea, con ricadute su investimenti, coesione europea, rapporti con Taiwan. Tuttavia, il nuovo governo, guidato da Peter Magyar, avrà a disposizione ampi margini per riposizionarsi sulla linea politica europea senza rinunciare ai legami economici. Tra l'altro, la Ungheria sotto Orban ha fatto ponti d'oro ai cinesi per fare le auto elettriche in Ungheria, non so se tutti lo sanno. Anche il Manifesto, il quotidiano comunista,
la mette in questi termini: per la Cina gli affari in Ungheria non finiscono con Orban. La Cina ha seminato con molta pazienza in Ungheria negli scorsi anni. Oggi la Cina è la maggior fonte di investimenti esteri diretti in Ungheria, lasciando poco spazio a un cambiamento radicale. Arriva il nuovo premier, si continua come prima sostanzialmente. Insomma, per Xi Jinping, il presidente cinese, il risultato delle elezioni segna senza dubbio la perdita di un asset prezioso in Europa, ma la visione delle alleanze della Cina è molto diversa dalla nostra. Andate sul sito di asianews.it, il titolo dell'articolo è L'Ungheria dopo Orban, che cosa cambia per Pechino? O sul sito del manifesto l'articolo di Gabriele Manca, per la Cina gli affari in Ungheria non finiscono con Orban, e scoprirete cosette molto interessanti, appunto, cioè il nodo dei veicoli elettrici, delle batterie elettriche. Il settore appunto di questo settore qui nell'ultimo decennio è stato molto, come dire, rafforzato da Orban, che ha invitato produttori cinesi, ma anche sudcoreani, ad aprire stabilimenti per veicoli elettrici e batterie nel paese. L'Ungheria è diventata uno dei principali poli in Europa di questo comparto, con investimenti importanti da parte della Cina in primo luogo. Continuerà questa musica. A proposito di musica, però, io adesso vorrei chiudere con un pezzo meraviglioso. Non c'è nessun compleanno in vista, però questa musichetta qui la conoscete tutti, è quella dell'Happy Birthday, interpretata in maniera straordinaria da un grande pianista di reggae jazz, Johnny May. Ce la ascoltiamo per rifarci le orecchie dopo tutte queste cose qua. Intanto buona mattina a tutti da Giulio Cainarca.